Prendete, è tutto quello che abbiamo, ma ve lo diamo di cuore. Allora l'anziana signora si tolse dalla testa lo scialle che aveva tenuto per tutta la sera e alla fioca luce del fuoco ormai spento il suo viso apparve giovane, per nulla segnato del tempo, ma i suoi occhi erano velati, assenti. «Prima di andarmene», disse, «voglio ringraziarvi per avermi ospitato con generosità». Si mise davanti al focolare e con un ampio gesto attizzò il fuoco che si mise a crepitare. La stanza si illuminò più del solito e il tepore della fiamma cominciò a diffondersi e riscaldare il locale. «Ora», disse rivolto ad Algisa, «se farai quanto ti dirò, potrai soddisfare i desideri dei tuoi figli, che potranno giocare e sfamarsi». Algisa non capiva, ma non osava fare domande. «Prendi una misura di farina», disse la signora. «Ne saranno rimaste 2, forse 3 manciate», sospirò Algisa. Ma la signora insistette ed Algisa tirò fuori dalla madia prima una manciata, poi un'altra ancora, e più ne tirava fuori, più ne rimaneva. La signora mise la farina in mezzo al tavolo, l'allargò e chiese 3 uova. Algisa allargò le braccia e disse che erano finite da tempo. Allora la signora allungò la mano e prese le 3 nespole acerbe dalla mensola del camino, le ruppe e ne uscirono per incanto 3 grossi tuorli d'uovo. Algisa non comprendeva più nulla e gli scappò detto: «Non abbiamo né lievito né sale». Ma la vecchia signora le rispose che non servivano, perché la generosità e l'accoglienza erano più forti del lievito e più sapide del sale. Poi prese la caraffa di coccio, dove Algisa teneva l'acqua, e versò sulla farina latte che sembrava appena munto. Sotto gli occhi esterrefatti di Algisa, dalla pentola ormai fredda degli uccelletti, tirò fuori un pugno di burro fresco, mescolò a lungo, ricavandone un morbido impasto che iniziava già a lievitare. Algisa non sapeva più cosa dire, ma il profumo della pasta lievitata già si spandeva in tutto il locale. È il profumo della semplicità che si apprezza in tutte le famiglie che non si vergognano della loro condizione, commentò la vecchia signora. Il vento soffiava gelido più che mai, mentre sotto uno straccio umido l'impasto lievitava e prendeva vita. La vecchia signora lavorò ancora l'impasto e poi disse ad Algisa di dividerlo e di fare 3 puoti e di rimetterli a lievitare. «Ma ho 6 figli, come farò con gli altri?» si preoccupò Algisa. «Non hai forse confidato nella provvidenza quando mi hai offerto l'ultimo pezzo di pane e l'unico scialle?» «Sii fiduciosa», ribatté la vecchia signora. Così facendo allontanò il fuoco dal centro del camino, pulì con la scopina di saggina la pietra del focolare e vi pose i 3 puoti di pasta. Vi mise sopra una teglia di ferro rovesciata e coprì il tutto con braci e cenere. «Il calore della vostra umanità li farà lievitare e la forza del fuoco li farà cuocere e dorare», sentenziò la vecchia signora. Il profumo della pasta lievitata e ormai cotta inondava tutta la casa, faceva venire l'acquolina in bocca e metteva allegria. La vecchia signora sollevò allora la teglia e tirò fuori i 3 puoti che erano diventati soffici e dorati. Algisa non sapeva più come ringraziare la sua fantastica ospite e, più stupita che mai, non sapeva cosa fare. «Prendi i puoti e mettili sul tagliere». Algisa obbedì senza battere ciglio. La vecchia signora prese il tagliere, aprì l'uscio e la neve portata dal vento ricoprì i puoti trasformandosi in dolce zucchero a velo. Mancava soltanto una spolverata di carità. «Ecco, sono per la tua famiglia. Ti ho insegnato un gran segreto. Usalo finché vorrai», disse la vecchia signora. Poi, rimettendosi lo scialle in testa, uscì e sparì inghiottita dal buio fitto della notte. Algisa uscì fuori per fermarla, ma non la vide più e nemmeno vide le sue impronte sulla neve. Accadde così, la notte di Santa Lucia, che una strana e misteriosa signora bussò alla porta di una famiglia poverissima
trovando accoglienza e generosità, nonostante non avessero molto da offrire. Il mattino seguente, la fortunata famiglia trovò puoti per tutti i bambini della contrada. Era il regalo di Santa Lucia. E fu così che da allora l'umile famiglia di un tagliapietre si preoccupò ogni anno di preparare la sera di Santa Lucia i puoti per tutte le famiglie, utilizzando un po' di farina, latte, uova, burro, una spolverata di zucchero a velo e un pizzico di fantasia, secondo l'unica e antica ricetta.